Un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, la Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Agrigento, il Servizio Centrale Operativo Sisco di Palermo e la Guardia di Finanza, la sezione operativa navale di Lampedusa hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un egiziano ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermato è accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina lunga appena 10 metri e inadatta ad effettuare la traversata, esponendoli così a pericolo per la loro vita e la loro incolumità. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante, il quale, con il viso coperto da passamontagna di colore nero, non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione, ma ha aumentato repentinamente la velocità, continuando la stessa verso Lampedusa al fine di impedire le operazioni di soccorso da parte del personale operante. Egli arrestava la navigazione dopo un inseguimento durato oltre 20 minuti. Le informazioni raccolte sull'indiziato, individuato dai migranti durante gli interrogatori resi alla presenza del difensore del personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, compendiano un quadro probatorio che ha portato alla contestazione del reato di cui all'articolo 12 della legge 286/98 con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio italiano per più di 5 persone e averle esposte a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto. L'indagato è stato condotto presso il carcere Petrusa di Agrigento. Le indagini sono ancora in corso e le responsabilità penali del soggetto gravato da misura precautelare non sono ancora accertate in via definitiva.